L'ora X scatta domani per dare il via ai saldi di fine stagione che partono anche in Sicilia, seppur già da qualche giorno molti esercizi commerciali abbiano avviato i presaldi e allertato i clienti più fedeli con SMS. E come ogni anno, negli scampoli di clima di festa che sta per lasciarci, sarà corsa alla caccia all'affare. E se di fatto un bilancio potrà essere tracciato solo al termine dell'intero periodo destinato agli acquisti a prezzo scontato, è pur vero che la crisi incontrollata e che al galoppo esponenziale attanaglia i siciliani e non solo, consentirà l'utilizzo di pochi euro da destinare alle compere di prodotti con lo sconto. Confcommercio stima una spesa di circa 120 euro a persona, davvero ben poca cosa per le casse dei commercianti, ma tanto se si considerano salari decimati da tasse e balzelli e perdita di potere d'acquisto della moneta. E anche Federconsumatori lancia l'allarme dicendo che si spenderà meno dello scorso anno anche a causa della contrazione all'economia che nel suo piccolo può avere determinato la riduzione e trasformazione del reddito di cittadinanza sostituito dall'assegno di inclusione. Se dunque la speranza è che il 2024 possa essere migliore, le inconsistenti politiche a favore delle famiglie italiane determinano intanto un'economia che inizia l'anno molto tristemente.